Sono invisibili per il Veneto quasi 150.000 anziani non autosufficienti, l'80% del totale, e questo perché a prendersene cura non sono le strutture sanitarie o le residenze per anziani, ma le famiglie. La denuncia è dei senior di Coldiretti nell'annuale giornata dedicata ai 64.000 pensionati di Coldiretti, in cui hanno potuto visitare la città di Padova ed assistere alla messa al Duomo. Sono stati anche presentati i dati sulla non autosufficienza degli anziani in Veneto. Le persone anziane che ricevono un servizio di assistenza domiciliare, spiega Marino Bianchi, presidente dei pensionati Coldiretti Veneto, sono appena il 6% del totale, un dato che ci colloca in fondo alla classifica internazionale. La richiesta al governo è ora di stanziare subito i soldi necessari per dare concretezza alla recente riforma della non autosufficienza, 1.306.000.000. Sappiamo tutti che i problemi riguardanti i pensionati sono tanti, specialmente quelli del mondo dell'agricoltura che hanno maturato, diciamo così, di diritti di pensione molto, molto bassi, per cui moltissimi infatti continuano a fare l'attività proprio per garantirsi, diciamo, un reddito abbastanza sufficiente per poter vivere in maniera decorosa, diciamo, questa nostra. Ecco, queste sono alcune cose, ma non solo le pensioni, perché abbiamo il problema della sanità, il problema del sociale, il problema dell'assistenza delle persone non sufficienti. Ecco, sono argomenti sui quali stiamo discutendo fra noi, ma cercando di portarli all'attenzione sempre, diciamo così, sempre più pressante verso la Regione, perché noi tutti abbiamo problemi riguardanti la sanità, quando le liste di attesa sono lunghissime. Per quanto riguarda il sociale, la non autosufficienza è un problema gravissimo che si è trascurato per tanti anni, perché ognuno si è fatto carico della propria famiglia delle persone e invece tante volte la famiglia non è in grado, o per questione economica o perché mancano le persone. Però ecco, questo è uno degli argomenti sui quali noi dobbiamo puntare più di tutto. Positiva invece la recente introduzione in Veneto dell'infermiere di famiglia o di comunità annunciata dall'assessore regionale Lanzarin. Questa nuova risorsa professionale, continua Bianchi, va nella direzione auspicata di un'assistenza infermieristica più vicina ai cittadini e alle famiglie che si trovano in condizioni di necessità. Necessaria ora un'adeguata formazione di questi professionisti.